Vi ho incontrato qui davanti alla chiesa di Nostra Signora del Soccorso. Questa è la chiesa costruita alla fine del 500 e inizio del 600 e veniva chiamato Santa Maria Fora e Muros, cioè fuori dalle mura, proprio perché venne costruita fuori dalle mura. Venne costruita perché dopo una guerra, che è praticamente un assalto verso nella zona di Siniscola, fu sedata dal castellano Bernardino Furica, si dice che è stata guidata dalla Madonna del Soccorso e che abbia avuto un aiuto da parte dell'Altissimo. Zona pisana, perché in quel tempo c'erano i pisani, una fortificazione che serviva per controllare un ampio territorio che comprendeva Torpè, Lode, Siniscola e Torpè. Infatti su si vedrà Siniscola e Torpè e tutta la zona di Tetilora, il monte Tetilora, quella zona del parco. Lode non si vede, però faceva parte della baronia di Posada. Il castello entra a far parte anche dei possedimenti del giudicato di Arborea, perché ci sarà la guerra tra il giudicato di Gallura e il giudicato di Arborea. Il giudicato di Arborea prende il castello e con la lotta con i catalano-aragonesi poi cadrà nei possedimenti dei catalano-aragonesi, perché dopo la battaglia di Salluri tutti i possedimenti del giudicato di Arborea finiranno nelle mani dei catalano-aragonesi e inizia così un dominio comunque molto vasto da parte degli spagnoli. Quindi iniziamo ad andare. Come vi dicevo, le altre torri sono state inglobate nel paese, alcune sono delle case ora, alcune sono sparite. Ok? E praticamente anche attività come la kayak, birdwatching e molti fotografi si sono anche dilettati allo studio praticamente della flora e della fauna del parco. Ascolta, pesce spada però l'ha mangiato. Ma spada a mare. Non mangio pesce se mi quella scatoletta. Questo non è anche chi sia palmera, vero? Ma poi che abbiamo donne, sta tra dire, ma non mi devo restare a piegare cosa dice.
Però come sono costruite, guarda, si vedono un poco bene. Sono fatte bene. No. anche quei villaggi. (1820) legge delle chiudende. Camillo Benso di Cavour, del Regno Sardo Piemontese, emette un editto. Chiunque è in grado di recintare su un pezzo di terreno ne diventa immediatamente proprietario. E nasce la proprietà privata in Sardegna e anche nel resto del Regno Sardo Piemontese. E Giuseppe Bertolioni viene a conoscenza di questo editto, va a Tempio e dice: io sono l'unico abitante dell'isola, non devo recintare un bel niente, attorno c'è il mare, l'isola è mia, accatastata l'isola a nome di Giuseppe Bertolioni, proprietario. E quindi roso è buono. Sì, 31. Beh, Allora, salutiamo il re di Tavolara nella sua bellissima isola. Lunga vita a tutti, Perfetto. C'è un'amica porticente che deve Antonio non mi interessa, con Luisa. Questa è la città. Buonasera a tutti, commensali. Savina, un piccolo resoconto di questa piccola vacanza. Cosa ti è sembrata? Non è bellissimo. Ecco qui Laura, una new entry in Prolocco. Cosa ti è sembrata della vacanza, Laura? Ottimo, ottimo, sempre organizzata molto bene da Antonella e siamo tutti, sono molto contenti. Grazie. Grazie. Tu ci lasci sempre un bel ricordo e noi ce lo teniamo bello caro al cuore, che è Mariano, perciò parla per lui. Dai, su. Sarebbe contento di essere qui con voi, una bella compagnia e dai, lo ricordiamo sempre. Ok. In questo momento lo stiamo pensando tutti. Adesso faccio una cosa, Bruna. Ringrazio innanzitutto Antonella per la bella opportunità che ci ha dato, perché è stato un bel viaggio, il cibo ottimo, tutto bene organizzato. Grazie a Cruzani. Grazie Onorina, scusate. Murgia. Cosa ti è piaciuta della vacanza? Tutto? Sì, anche perché io conoscevo già la zona ma 35 anni fa e quindi con piacere ho rivisto tutta la zona. Mario e Rosalba. Perciò, Ciccia?
Vai Rosy, dimmi. È andato tutto molto bene, è stata una vacanza divertente, un po' faticosa, grazie veramente a chi l'ha organizzato, grazie in particolare a Antonella. Ci sono 2 persone che mi hanno un po' disturbato durante la vacanza, io non faccio nomi, però per il resto è andato tutto molto bene. Sta dicendo per noi. Io ringrazio la mia amata compagna di questa sua dichiarazione. Che potrei dire? Che potrei aggiungere? Ma dico grazie alla Proloco di Flumini perché sono una new entry in tutto questo contesto e che dire, un pochino troppo agitati questi giri, troppo veloci, tutto di corsa, colazioni, pranzi, bisogna rilassarsi un attimino. Relax. Però grazie. Ok. Adesso questo è mio marito, non lo posso saltare. Non è il meglio, però per me è il meglio. Cosa ti è piaciuto? No, dai, no. fai serio. Perfetto, si mangia bene, tutto perfetto. Ok. Bella comitiva, perfettissimo. Il nostro Antonio, cosa ne pensi della vacanza? Com'è andata? È stata una bellissima esperienza e speriamo che da ora in poi ne faremo ancora tante. Filippo? Benissimo. Aspetta un po'. Dai, adesso passiamo da Doriana. Grazie di tutto, Abbondantissimo. Grazie. Si mangia da Dio qua. Non vuole parlare, vuole solo masticare. Cosa ne pensi della vacanza? È riuscita benissimo, spero che ne facciano un'altra a presto. Ok. La nostra Rita? Benissimo. A me l'anno su, speriamo che l'anno prossimo la stessa cosa. Di nuovo. La stessa vacanza. Ok. Angela stava correggendo prima il consorte, tutto a posto? Tutto bene, troppa roba da mangiare. Sì? Buonissima, tanta. Da così domani si tutti a ingrassa, dieta. sì. Cosa ne pensate della vacanza che avete appena trascorso? Non è ancora finita? Allora, A lei. sicuramente una buona compagnia, questo è più che sicuro. Un applauso alla compagnia. Penso che ci siamo divertiti tutti quanti. I luoghi che abbiamo visto sono meravigliosi, conoscevamo un po' di questo territorio, però oggi, questi giorni l'abbiamo visto meglio. Non parliamo poi dell'albergo, bellissimo, il personale veramente disponibile, il mangiare poi, io le darei un 9,5. Siete trovati bene? Benissimo. La prossima trasmissione 4 ristoranti, questo ristorante può partecipare? Certo, il primo. Ecco. Tu cosa ne pensi? Penso molto bene. A me è piaciuta molto la gita in barca, che il signore che ci ha accompagnato ci ha spiegato tante cose e sono rimasto veramente incantato ascoltandole. Per me è stata una bellissima gita, veramente. Convalido tutto quello che ha detto Bruno. Sono stata contenta su tutto, sul mangiare, sulla compagnia, su quello che ho visto, su tutto. Ok. Ottimo. Dara, vi lascio. Beba e Doni, cosa ne pensate? Noi siamo d'accordissimo con Bruno e con il resto della compagnia. Niente pecche? No, Tutto ok? Tutto ok. Tutto bene. perfetto. Sì, tutto a posto, la compagnia è stata bella, il viaggio Sicuramente non abbiamo fame. Adesso dobbiamo smaltire, Anzi, dobbiamo smaltire. No, dai, è stato bellissimo e speriamo domani di concludere. Di concludere altrettanto tagliando la carne, guarda come è Guarda, educato. signorina. La carne di maialetto si mangia con le mani. Gira che lo vedi come Il nostro postino in pensione. Bellissimo. Tutto a posto. Brava Antonella, ha organizzato una bella gita. È piaciuto a tutti e poi oggi troppo soddisfatto che ho conosciuto il re di Tavolara. Volevamo chiedervi un piccolo pensiero di che cosa ne pensate della gita appena trascorsa che si deve finire domani, sia in positivo e anche in negativo, perché le cose negative fanno sempre correggere gli sbagli, perciò a voi.
A me è piaciuta come gita, bellissima, mi sono trovata bene su tutto e non ho niente da dire, tutto bello. Tuo marito? Tutto bene, sia la gita in generale che anche il mangiare, tutto l'alloggiamento, tutto ottimo. Ok, passiamo, tutto bene, allora passiamo avanti. Allora, passiamo alle sorelle. Chi parla per voi? Allora, a me è piaciuta tanto. A me è positivo. Tutto bello. Tutto divertente. Allora passiamo avanti e vediamo il signor Pinna. Grazie. Per me è stata una bellissima gita, positiva di tutto. E mi dispiace che sono durate 2 giorni, 3 giorni. La prossima perciò. prossima. Ecco, allora il consiglio, la prossima un pochino più lunga. Sì. Ok. Bene, va bene. Riferiremo alla presidentessa. E Fisio? E Fisio deve ripetersi per tutto quello che hanno già detto gli altri. È stato tutto molto positivo fino a questo momento, speriamo che continui così ancora domani, perché domani dobbiamo rientrare e quindi vediamo come andrà. Però fino a questo momento è stato tutto veramente molto bene. Ok. Grazie a te, grazie al nostro cameraman, Passiamo. grazie anche alla moglie che ha organizzato tutto. Ok. E vedete di organizzarne una anche quanto prima, magari alle terme 2 o 3 giorni, Ecco, per va bene. rilassarci un attimo, capito? Voi fate richieste. Saranno vagliate, poi vediamo quali saranno le più. Tutta la perfezione, dai, la prologo non ci smentisce mai. Ecco, ok. Pina? Organizzazione perfetta. Perfetta. Da parte di chi ha organizzato questa gita. Quindi facciamo i complimenti al Presidente e a tutti quelli che hanno partecipato all'agenzia. Ok. Questo viaggio è bellissimo. Va benissimo, A chi ha mangiato? Noi a chi ha mangiato noi, vero? A chi ha fatto un po' di baldoria, vero Maria Assunta? Sì, bellissimo. Guarda, non abbiamo finito. Non abbiamo ancora finito, bisogna vedere dopo cena cosa c'è. Ok, allora facciamo la seconda Aspettiamo dopo dopo. cena. Rosalba? Allora, tutto bene, mi è piaciuto tutto. Speriamo di farne altre. Ok, allora un appunto per la Proloco a segnare bene, altre prossime. A me mi tocca un po' perché è bugerraio, perciò io sono di parte. Professore, volevamo chiedere a lei che cosa pensa di questa di Tavolara, della gita, dell'organizzazione. La gita va bene, era ben programmata e quindi la visita a Tavolara era il culmine di questa gita fatta bene. Poi devo dire che le signore hanno mangiato e bevuto molto. Sì, hanno apprezzato molto. È una bella comodità non dover preparare il pranzo. Hanno apprezzato molto, soprattutto mia moglie. Sì. No, passiamo Prego. da quest'altra parte. La moglie è dopo. Adesso passiamo a Angela. Angela. Posso dire che è stata un'esperienza molto bella, una gita ben riuscita. Tutto è andato bene, poi le escursioni sono state belle, interessanti, soprattutto quella oggi di Tavolara è stata splendida proprio. Non c'è, almeno io non mi aspettavo che fosse così bella l'isola. E poi insomma siamo stati bene, è stata una bella comitiva, una bella compagnia, ci siamo divertiti a modo nostro. Buono. Abbiamo trascorso le serate belle, ieri sera soprattutto. Ci siamo anche stancati. Un pochino, ci vuole. Ci vuole. Questa sera abbiamo le pile scariche, non so come balleremo, cosa faremo dopo cena, io me ne andrò a letto. Passiamo da questa parte, Ersilia. Allora, io anche questa volta sono molto felice di aver trascorso almeno 3 giorni fuori di casa, perché la compagnia mi fa stare senz'altro meglio. E i miei figli ogni volta che io chiedo a loro cosa ne pensate?
mamma vai, perché tu in compagnia stai bene. E allora io continuo a... Ne approfitti. Perché bisogna continuare ad andare avanti e vivere anche. Certo. Vi ringrazio. Ok. Gina? Dai, su, una parolina Gina. Tutto bene, dai. Siamo stati benissimo, Tutto bene, tutto ok. Abbiamo lo stesso programmato, sì. sono divertita. Stanca, però mi sono divertita. Stanca ma soddisfatta, e sono le cose migliori. A travolta. Adesso vediamo Amelia, che è in procinto di perdere la figlia, che ha trovato un bel cavaliere. E noi siamo contenti per Milena. Bene, sì. Invece Bruno che fa dentro di te bravo e non da molla. Bruno che te posso meri. Sì. L'hai invitato a ballare. L'hai invitata a ballare, ma quello di ieri però. Anche lui mi ha invitato. Sarebbe soddisfatta anche lei come genero, Porta via da mezz'antieri. Ah sì? Ci voleva. Sì, vedo che è contenta. Per il resto come sei trovata? Cosa c'è? Qualcosa che non è andato bene? Insomma, certe persone non mi fanno accenno. Sì, chi sono? Oh, yeah! Grazie. Mini, l'hai sentita tua mamma? Ha detto che io non le vado bene. Vado bene a tutto. Io ho già detto vacanze separate, d'ora in poi torniamo alle vacanze separate. Brava Milena. Milena. No. Senti tua mamma. Tre accuse, il suo video con tipo 100.000. Maestra Lina. Lo so. Che dire, sono stata benissimo e abbiamo domani da vivere ancora insieme questa bella esperienza. Contentissima, grazie. Ok, adesso passiamo, se ce la faccio, da Elisa, un'altra insegnante. Allora, anche per me comunque è stato un viaggio molto interessante, ben organizzato, le escursioni bellissime, soprattutto ho apprezzato molto quella di Tavolara perché non l'avevo mai vista. Sono arrivata alla mia età ma non avevo mai visto questa isola, l'ho trovata bellissima, interessante. Per cui spero che prosegua al meglio. Diciamo che anche la compagnia è molto, come dire, ben riuscita. Piacevole, ben riuscita. È la cosa che fa volare via il tempo. E adesso arriviamo dalla moglie di professor Massole, che ha detto che ha mangiato troppo. Ha detto tutto mio marito. Oh, non si direbbe perché è in linea, No, sono stata benissimo, tutto bello. Speriamo di farne tante altre. Di nuove. Ok, aspetta, che mi ha chiesto di nuovo la parola professor Massole. Allora, prima di tutto ci siamo dimenticati tutti di ringraziare Antonella. Quindi Antonella, grazie a Trusannus. Deo bollara. Tutto buono. Ma io non l'ho sentito. Sto dicendo adesso. Deve rimanere negli archivi dei bei ricordi. Buono il mangiare, bella la compagnia, tutto a posto. Grazie. Ciao da Luisa. Questa è la tavolata dove c'è la presidentessa della Proloco e poi ci sono altri bei ragazzi, un po' matuscelli ma belli. Maturi, vero? No, ho detto matuscelli, non maturi. non confondermi Luisa. Luisa, che ne pensi di questa vacanza che sta arrivando al termine purtroppo? Guarda, bellissima, io avrei fatto un'altra settimana. Ecco, avrei proseguito magari verso la Maddalena, poi magari anche un saltino in Corsica. Ecco, allora un consiglio che dobbiamo dare alla presidentessa: la prossima gita, una settimana, 3 giorni sono troppo pochi. Tutti chiedono questo. E non dopo un anno. No, entro a breve. Perciò non spendete i soldi, ritirate i soldi. Inizio a raccogliere i castagni. Allora, Antonio? Dimmi. No, dimmi tu. No, Io ho fatto la domanda e tu devi dare la risposta.
mi sono divertito, stasera non sono andato a vedere Budoni. Non dirlo. Mi sono riposto con la gita. Siamo scesi dal pullman. Ma è l'unica pecca che ho, sono un po' stanchini, allora... Beh, però sei arrivato però- alla torre della Dama della Sì, Fava, Ho fatto tutto. Stamattina a tavolare mi è piaciuta tanto, veramente, ma ne valeva la pena tutto attorno a tavolare. E niente, speriamo che continui così. Domani ci sono le globe, sono belle, lo sappiamo tutti, però è bello, destra o sinistra? è bello visitarle, quindi speriamo che anche domani In altre in zone. conclusione e altre appena ne facciamo è meglio. Ok. Cioè io sono sepolsana. Giorgia, Dimmi, dimmi tu. cosa vuoi dimmi. sapere da me? Io voglio Che mi sapere sono quale sarà. divertito. Ti sei divertita? Sì, abbastanza. Ti è Poi quando piaciuta? ho visto cadere una signora, uno spasso proprio. Dai, su. no, Guarda no. che sono caduta anch'io stasera. E per quello. Ah, ma era per me? Sì, Sei la grazie. carogna allora. Io pensavo che era per un'altra Per lui, signora. no. Adesso Adesso, che prendevi al volo. vedi. Guarda, ora. Tutto bene. Tutto bene? In viaggio. Ci siamo Hai riposato in viaggio? Sì, abbiamo visto, ti sei assopita. Ok. Così te ne vai e possiamo mangiare la seadas, che è un tipico dolce sardo. Sì, Sì, occulta. No, non occulta. Con pasta, farina di 00 grano, con la semola di grano duro, più c'è del formaggio sardo e il limone grattugiato e il miele. Ecco. E poi? Spennellate e poi si mangia. Buon appetito a tutti, ciao. A posto, possiamo andare. Grazie. E poi si balla. E poi si balla. Aspetta, mo passo qua. Veloce. Scusate. Oh Sergio, ti devo disturbare. Manda la pubblicità, torna Manda più la tardi. pubblicità. Sergio, a te. Niente che di mandare la pubblicità. Ha detto di mandare la pubblicità, sta mangiando, non vuole essere disturbato. Perciò passiamo alla moglie che è più Allora, bellissima, disponibile. la gita bellissima, cibo ottimo, ottima compagnia, cosa vogliamo di più? Perfetto. Come abbiamo detto tutti quanti, una settimana la prossima volta. E adesso dulcis in fundo, perché Mario Cao ha fatto il furbo che se n'è andato, e lo dico per tutti. Mario Cao se n'è andato via, non vuole rispondere. Allora passiamo alla nostra presidentessa. Ci dica. No, dimmi. Beh, una bella esperienza, soprattutto una bella compagnia, che è importante ritrovarsi insieme e stare bene. Non ci sono solo persone di Flumini, ma qualcuno anche di Cormos, di Arbus e di Iglesias. Questo itinerario come proloco non l'avevamo ancora fatto, e quindi è un'esperienza nuova. Oggi siamo stati a Tavolara, abbiamo fatto l'escursione in barca, molto bella, abbiamo avuto una guida che ci ha spiegato dettagliatamente, molto bello, quindi abbiamo visto anche Tavolara all'interno. Stasera abbiamo fatto Budoni, varie spiagge, domani andremo a Calagonone. Bello, a me piace, anche perché la Sardegna è meravigliosa, da qualsiasi parte si vada la Sardegna è meravigliosa, quindi merita di essere visitata da noi e da tutti quelli che aspettiamo di coinvolgerli per i prossimi viaggi. Ecco, volevo dirti come presidente della Proloco che tutti quanti ti fanno i complimenti per l'organizzazione, per la riuscita anche a livello ristorativo. Molti hanno detto tutto un pochino in fretta, ma è dovuta al fatto che si volevano fare tante cose. Tante cose, sì, è vero. Tutto qua. Adesso noi siamo giovani, quindi ci va muoversi velocemente. Giusto. Ecco, grazie alla presidentessa. E adesso convinto che sfuggiva la cosa, sbagliando, eccolo qua, il nostro Marietto Monello.
Cosa ne pensi della gita appena che si sta per concludere purtroppo domani? E appunto purtroppo finisce domani, no comunque bella perché poi tra l'altro a me piace andare in giro e questa è una delle zone che ho visto meno di tutte le altre. Mi mancava vedere Tavolare, finalmente sono riuscito a... Speriamo la prossima che sia ancora migliore e qualche giorno in più. Una cosa che richiede una richiesta di tu, generale. Sì, ma fai un applauso per tutti. Oh, grazie! Come siete buoni! Staccami questa. Devo concludere. Allora, io concludo dicendo che sono una new entry in Proloco. Averlo saputo sarei entrata in Proloco molto tempo prima. Perché la presidentessa mi piace perché è casinista come me. Grazie, Ci piace quando sentiamo la musica, coinvolge le persone, riesce a coinvolgere tutti, non lascia indietro nessuno. E poi per il resto, buon proseguimento. Adesso andiamo a ballare. Adesso andiamo. Allora, finite la seadas che io ancora non ho mangiato per intervistare a voi. Adesso vado, mi mangio la seadas e poi la smaltisco ballando. Ma abbiamo fatto un elogio al nostro caro ci siamo dimenticati. Ci siamo. Brava Laura. Io volevo dirtelo, però però scusa, l'abbiamo lasciata ultimo, però come dice il proverbio, gli ultimi saranno i primi. Ciao per Gianfranco. Hip hip urrà! Hip hip urrà! Hip hip urrà! Brava Gianfranco! Io volevo suggerirglielo, però si sarebbe visto. E come lo riprendo? È schiacciato? È schiacciato. Ma sei sicuro che ti riprendi, Giorgio? Allora, io ringrazio Irene che oggi è stata la mia compagna intervistatrice. Con un po' di fiffarella. Vabbè, quello è normale, all'inizio è sempre così. Ok. E grazie a tutti i commensali che mi hanno comunque comunicato un affetto per le interviste, per le riprese che ho fatto durante questi 3 giorni, per cui non vi resta altro che dire grazie ancora, ci vediamo poi nella sala di ballo e prossimamente su Facebook, grazie ancora, ciao a tutti. Ciao! Perché poi avrei dovuto mettermelo qui questo. Ah sì. Ma comunque. S'agita de Sabrolocco. Su postalli prenu a stibba, po bene a posada. Tutto est gente de bidda e s'agita est organizzata de Sabrolocco paesana. Bene pensata certamente con esperienza e mentisana de sa nostra presidenti. Poi a Butoni de più andai, un'altra bella vacillata. Poi andavo su un piacere a Castiai, sa bellezza della Follara. San Teodoro bidda con notta, turistici accoglienti. Poi me da sé sa prima volta che conosci questa gente. Questa bella città paesana, passai da Precausu e in tranquillità,
Chi tutto tem già buona gana, bella gente, dessa terza edadi. Per me no, Solo che c'è un altro gruppo che sta uscendo, adesso non ho capito come se dobbiamo. Sì, perché se no in Gorgia ci saranno più di 400 persone adesso. Stai fermo. No. La sala dei candelabri o lampadari. Vediamo infatti tante stalattiti, quindi quelle che pendono alla volta, simili a candelabri o lampadari ottocenteschi. Adesso raggiungiamo la sala degli specchi. Sì, qui c'è un passaggio basso. Niente di che, mi raccomando, attenzione alla testa quando passerete dall'altra parte. Che specchio? Perché dalla montagna, questa è acqua salata, ma dalla montagna arriva l'acqua dolce, quindi la ripulisce. Stessa cosa all'esterno, avete visto il mare che è bellissimo? Stessa cosa, arrivano i fiumi dall'esterno e quindi dall'interno della montagna e quindi la ripulisce. È molto pulito, ho detto, ma è possibile non si formano alghette, niente con l'acqua un po' In realtà non è che è stagnato, non è così ferma, dentro ha un minimo movimento, però per noi è impercettibile. Piccole correnti. Sì. Dovete sapere che ci troviamo all'interno di una delle grotte più importanti in Sardegna, ma anche in Italia, perché la grotta del Bue Marino fa parte di un grande sistema carsico. Cosa vuol dire? Che questa grotta è collegata ad altre 3 grotte. Si chiamano Grotta di Sumolente, Grotta di Monte Longos e Grotta di Supalu. Sono grotte speleologiche, quindi noi non possiamo visitarle, non aperte al pubblico. Bene, queste 4 grotte, unite tra di loro, formano un unico e grande sistema di 75 km. Si chiama il sistema della Codula Ilune ed è il secondo sistema carsico più lungo d'Italia. Si sviluppa all'interno di queste montagne, dei sopramonti di Dorgali, Baunei e Urzulei. Solo il Bue Marino è lunga 20 km. Ovviamente è ancora tutto in corso di esplorazione, c'è ancora tanto da scoprire, però la grotta è divisa in 2 rami principali, ramo nord e ramo sud. Il ramo nord si trova dall'altra parte, l'ingresso è nella sala in cui la mia collega vi ha diviso in 2 gruppi. Lì si accede al ramo nord, che in totale è lungo 9 km, ma è chiuso al pubblico. Stiamo rifacendo passerelle, impianti elettrici nuovi a norma, quindi speriamo di avere aperto al pubblico il prossimo anno. Quello che invece noi oggi vedremo in piccola parte sarà il ramo sud, che in totale è lungo 8 km, a direzione sud, quindi va parallelo alla costa, costeggia il mare. Andremo praticamente in direzione Calaluna. Torniamo indietro perché ritorniamo. Un po' più tutti, fino a sti bene, ti uso metà. Ciao. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è.
d'accordo di non avere più risorse senza